Nel PON ci siamo occupati di bullismo e di cyberbullismo. Il cyberbullismo non è diverso dal bullismo, è un aspetto che utilizza strumenti diversi, strumenti che amplificano il messaggio e permettono di essere raggiunto a moltissime persone. Ma in rete anche chi è vittima di bullismo può trasformarsi in carnefice perché è nascosto dietro uno schermo ed è facile lanciare parole come pietre che vengono poi raccolte con i like da tantissime persone. Ma spesso si colpevolizzano gli strumenti, l'uso o l'abuso dello smartphone, ma il problema non è questo, ma è la consapevolezza o la non consapevolezza delle possibilità e dei limiti degli strumenti. Ma chi deve trasferire questa consapevolezza ai ragazzi? I genitori, la scuola? La scuola è un luogo privilegiato di formazione alla consapevolezza e i docenti devono informarsi per trasferire queste competenze. Informarsi significa conoscere e capire i linguaggi. Per questo come scuola ci siamo dotati di una e-policy attraverso il sito di Generazione Connesse per un uso consapevole della tecnologia. La tecnologia cambia e si evolve, quello che resta è la voglia di comunicare, la voglia di mettersi in relazione. Proprio per questo è importante l'educazione emotiva che possa aiutare i ragazzi anche in rete e accrescere le loro competenze per poter utilizzare la tecnologia con creatività e positività e sfruttare al massimo tutte le potenzialità.